24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Nel primo trimestre 2012, sulla base dell'indagine Veneto Congiuntura, la produzione industriale ha registrato una flessione del meno 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2011, mentre la variazione congiunturale destagionalizzata è stata del meno 1,9%. L'analisi congiunturale sull'industria manifatturiera è di Unioncamere del Veneto. Come era nelle previsioni, anche il primo trimestre 2012 ha registrato una nuova contrazione della produzione industriale sia in termini congiunturali che tendenziali, ha sottolineato Alessandro Bianchi, presidente di Unioncamere. Solo le imprese di maggiori dimensioni, 250 addetti e più, registrano un aumento della produzione, più 1,2%. Il calo più marcato riguarda le microimprese, con un meno 7,7%, seguite dalle piccole imprese, con un meno 5,2% e dalle medie con il meno 2,4%. Il trend negativo è confermato dalla diminuzione del meno 2,5% del fatturato su base annua. Infine, lieve flessione dell'occupazione, con un meno 0,8% su base annua. Quella uscita dalle elezioni comunali appena concluse è una Lega Nord con molti punti di domanda. I risultati elettorali non entusiastici devono far riflettere il carrozzo, il quale deve ritrovare al più presto coesione e unità tra le sue file. Il contagio che è nato in Lombardia è arrivato anche in Veneto, ma non è stato un contagio mortale, letale, perché evidentemente qui abbiamo gli anticorpi necessari per rispondere anche a queste situazioni particolarmente delicate. Se continuano con questa divisione fra bossiani, maroniani, gobbiani, tosiani, cerchisti e non cerchisti, barbari sognanti e vichinghi deliranti, ecco, se continuiamo con queste sciocchezze madornali il partito viene giù e non riprende più nessuno. Siamo ancora in tempo, devono fare tutti un passo indietro in nome dell'unità del partito. Io spero che non si parli più di definizioni ma solo ed esclusivamente di Lega Nord. Individuare una soluzione affinché le aziende lattiero-casearie non si trovino costantemente nella situazione di avere un saldo IVA a credito nei confronti dello Stato, cercando il modo di costringere l'erario a tempi di rimborso compatibili con l'attuale crisi di liquidità che espone eccessivamente le imprese. Lo chiedono le regioni al Ministro alle Politiche Agricole e Forestali Mario Catania, il quale ha garantito che valuterà la situazione insieme al collega Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera. Dobbiamo porre rimedio a questo grave problema che affligge numerose imprese, ha spiegato l'assessore all'agricoltura del Veneto Franco Manzato, che accumulano credito di anno in anno senza riuscire a riavere le somme dall'erario. Il solo taglio opportuno è quello della precarietà. Con questo slogan il sindacato confederale della CGIL ha promosso una giornata nazionale di mobilitazione contro la precarietà e per una riforma del lavoro che la contrasti per davvero. Il sindacato è sceso in piazza in circa 70 città italiane, ponendo nuovamente l'attenzione sui numeri preoccupanti registrati nel nostro paese. Un tasso di disoccupazione giovanile che si attesta intorno al 36%, 4 milioni di giovani precari e sottopagati, 30.000 i cervelli che fuggono dal paese ogni anno. Anche a Padova mobilitazione di piazza con presidi, volantinaggio ed interventi per mettere fine a promesse e bugie. Sono molto preoccupata sinceramente perché ho una sorella trentenne che ancora è alla ricerca di lavoro fisso, ma anche non fisso, un lavoro qualsiasi, che ha lavorato 5 anni in un'azienda, prima con apprendistato, poi un contratto a tempo indeterminato, quindi contenta di avere un contratto a tempo indeterminato e alla fine è stata licenziata comunque per riduzione del personale, per la crisi e via dicendo. Sì, effettivamente è un problema, perché non avere la sicurezza di poter fare dei programmi per il futuro è un bel problema, effettivamente. Io ho visto questa mattina l'annuncio di una persona di 58 anni o 52 che fossero, che faceva il rappresentante di elettromedicali per una ditta svizzera,
che si offre per qualsiasi lavoro, da lavare la macchina, ad accompagnare in giro le persone, perché sono 6 mesi che non riesce a trovare un altro lavoro. Ci vorrebbe un attimino più di specializzazione nel campo lavorativo e da parte dei giovani trovare aziende che vogliono investire in loro senza sfruttarli per il fatto che li pagano poco nei primi periodi di lavoro, insomma, primi periodi che ormai vanno fino ai 30 anni. Vendite online, Groupon finisce nei guai, straordinari non pagati, permessi negati, privacy violata, colloqui finti per verificare la fedeltà dei dipendenti e folle flessibilità. Tutti particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.